Ciao a tutti amici, oggi siamo in piena Valle del Mis, guardate che panorama spettacolare qui alle mie spalle e stiamo andando a fare il percorso dei Cadini del Brenton, quindi andiamo a vedere, prestiamoci a pagare questi 4 euro per l'ingresso e dopo ammireremo il panorama che ci presenterà ecco, il nostro cospetto. Ecco qui, vedete, siamo dentro. Beh, innanzitutto qui di fianco abbiamo il lago del Mis col fiume Brenton che si mette appunto nel lago stesso per alimentarlo e che dà origine appunto a questi cadini che dopo vi mostreremo. Ed è già la seconda volta che dico siamo, perché appunto oggi con me, dopo l'ultima escursione insieme sul Monte Cesen, c'è l'unica persona con cui sto andando via insieme ultimamente, che vedete là sullo sfondo che sta sfuggendo. C'è il mitico Alessandro, che adesso andrò a raggiungere e vi lascerò salutare anche da parte sua. Ciao Ecco, ragazzi, ciao follower del mitologico Jacopo Tessari. È un piacere essere qui nella Valle del Mis per portarvi a scoprire i cadini del Brenton. e per me è un piacere condividere questa esperienza con te, Ale. Si vede E, la pancia? no, si vede che è calata. Peccato. E oggi escursione alternativa perché volevamo andare a fare un'altra metta, invece vabbè, come succede... È Ah sì, successa così, però ci godiamo lo stesso il Parco delle Dolomiti esatto. Bolognesi. È il Beh, bello della diretta e sì. quindi abbiamo ripiegato qui che comunque merita molto come posto. Quindi col buon Alessandro mettiamoci in cammino per questi 30 minuti di escursione e dopo magari nel tragitto faremo qualche deviazione, vedremo insomma cosa ci Vedremo, aspetterà. magari scopriremo delle cose. E intanto iniziamo a salire un po' di quota, circondati dal verde lussureggiante di questo posto incantato veramente. Ciao! Ciao. Vedete, noi adesso siamo qui partendo da qua, c'è un anello appunto che in 30 minuti percorre tutta la zona dei Cadini. Vedete, è specificato che sono appunto delle marmite scavate appunto dal fiume Brenton. Qui ci sono tutti i meccanismi che hanno portato alla creazione di queste marmite dopo millenni di lavoro delle acque. Mamma che bello, che spettacolo! Quindi dicevo, Mamma mia, che meraviglia! Bellissimo, guardate sopra che panorama facci da cornice. Piano piano andiamo avanti gustandoci ogni centimetro praticamente di questo percorso, veramente stavo parlando anche con Alessandro prima. Madre natura si fa di quelle opere d'arte veramente che riescono a lasciarci a bocca aperta anche dopo aver visto comunque molti itinerari finora. Il tempo crea veramente meraviglie. Bene, adesso abbiamo la bellezza, ricongiunto insomma, di il queste percorso che abbiamo zone fatto che prima. madre natura ci concede di vedere. In realtà ci sta.
Guardate, qui siamo alla confluenza tra i due torrenti, questo è quello che ha creato i cadini più su, che va a unirsi poi con un altro torrente leggermente più grande. Bellissima zona di incrocio tra i due, e dopo insieme vanno ad alimentare il lago del Mis poco più a valle. Guardate che belle rapide laggiù sullo sfondo. Ecco, vedete, dopo una passeggiata a ritroso qui del sentiero d'ingresso, siamo già arrivati al punto di partenza per questi 30 minuti che dopo li abbiamo allungati un po' perché abbiamo fatto un po' di zig zag e deviazioni. Posto piccolo ma tantissima cosa, questo torrente ha scavato veramente delle perle, mamma mia. Lo straconsigliamo perché appunto anche Alessandro ne abbiamo parlato finora ed è veramente un luogo che vale totalmente i 4 euro spesi. Tranquillo, sì, c'erano un po' di persone, non troppo affollato, facile anche trovare parcheggio, quindi veramente una scoperta che merita. Adesso vi mostro anche questo cartello. Che posto, prima volta per me in questa zona, ma ci torneremo. Guarda che il segreto per diventare grandi è stare bene. Quando Alessandro dà dei consigli di vita ai bambini qua. Certo, guarda, ne abbiamo 100.000 qua. Bene Alessandro, siamo giunti alla fine di questo stupendo breve percorso, un giudizio così Ma su due visto che eravamo piedi. qui in zona, merita assolutamente la visita. È un giro che non è neanche un giro, è proprio un luogo da visitare con i bambini, con le famiglie. Sì, sì, no. E secondo me, se vi trovate nel Bellunese o a passarvi una domenica di qua, fateci un giro. Sì, sì, infatti non è neanche catalogabile come escursione, sono proprio due passi bellissimi così a riva del torrente. Ale, grazie della compagnia, è stato veramente una bella Doveva essere scoperta. qualcosa di diverso, però state connessi, state con noi, iscrivetevi al canale di Jacopo. E iscrivetevi soprattutto al canale di Alessandro che vi metterò in descrizione qui sotto. E E aspettatevi niente, le prossime avventure. se con l'estate il tempo sarà galantuomo. Ah, abbiamo portato a casa anche gli adesivi del luogo. Ah, ultimo aneddoto, a seguito di questo video vi consiglierò la visione di un altro video che vi metterò qui a fianco nelle schermate finali. Dateci un'occhiata, ci stiamo andando a piedi per vedere se secondo voi merita.